Agrigento, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Calogero, si è svolta la seconda edizione della Mega Torta di San Calogero sul sagrato del santuario. L'ideatore, il pastry chef Giovanni Mangione, insieme ad altri pasticceri, hanno preparato e offerto al pubblico una mega torta alla frutta in onore di San Calogero. Le immagini e le interviste di Gabriele Bruccoleri. Dopo il grande successo della mega cassata dell'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto una mega torta alla frutta, anche per chiamare i colori, i gusti dell'estate, che fa veramente bene. È stato un grande successo perché abbiamo battuto un piccolo record rispetto a quello dell'anno scorso, dopo di 300 kg, quest'anno 450, quasi 480 kg. E ringrazio tutti i miei colleghi che grazie a loro abbiamo realizzato questa torta. E in primo posto anche gli sponsor, perché senza gli sponsor non potevamo fare tutta questa torta. Anche quest'anno siamo stati onorati di partecipare a questa bella manifestazione che l'amico Mangione organizza, Giovanni, in onore di San Calogero. E anche io in modo particolare sono stato coinvolto chiamandomi Calogero, a maggior ragione, e per me è stato doppiamente piacevole. Poi la cosa più importante è quella che praticamente abbiamo avuto la possibilità di stare insieme con tanti colleghi e di condividere questo piacere di fare questa mega torta che è stata veramente bella, eccezionale e di grandissima manifattura, anche se poi alla fine è stata consumata proprio in un batter d'occhio, batter di dente in questo caso. La cosa più bella perché abbiamo avuto anche la collaborazione dei giovani, quindi i giovani sono sicuramente il futuro del nostro lavoro, quindi hanno avuto modo di stare vicino a noi e stare soprattutto in contatto con il pubblico. Quindi normalmente noi questo lavoro lo facciamo in laboratorio. Quindi poi una parte importante è quella che i ragazzi praticamente, essendo in questo caso loro protagonisti, è anche uno stimolo per potersi fare un lavoro e amarlo e vivere una vita dignitosa. Pertanto per noi è un piacere avere collaborato con la grande pasticceria siciliana, possiamo dire anche la siciliana che è la migliore, diciamo, a livello mondiale. Però abbiamo già una realtà, quello che abbiamo visto questa sera e per l'anno scorso, che ci sono degli incrementi molto, vuol dire che la cosa frutta, che va bene, e spero che il prossimo anno sia la stessa situazione con una miglioria nel mondo. Un'esperienza sconvolgente perché tantissima gente, ecco, bellissima, no? Devo ringraziare Giovanni Mangione che ha un po' organizzato tutto questo, ma con lui tutti i pasticceri, tutti i fruttivendoli, bar che hanno contribuito alla gestione, ecco, alla realizzazione di questa mega torta. È un momento coinvolgente anche questo mettersi a servizio degli altri, questo donare, questo darsi. E penso che sia, direi, il senso veramente di una proposta di San Calogero, il quale guarda e dona gratuitamente. Allora, dare è più bello dare che ricevere, e umanamente parlando è più bello ricevere che dare, no? Siamo un po' condotti, no? Invece in quella maniera, ecco, allora questo dare è per gli altri, ecco, e quindi far sentire gli altri unica grande famiglia. E gustosissima, ecco, la torta, bellissima anche la coreografia che hanno realizzato, e spero che lo possiate vedere qualche volta anche in TV con alcuni scatti che sono stati proposti. E bellissimo coinvolgimento sia di piccoli che di grandi. Certo, un po' di confusione si è creata dovuta anche alla fine da una mancanza magari di piattini, però ecco, le difficoltà non ci hanno bloccato, perché è stato anche bello per prendere nei tovaglioli questa torta e poterla mangiare. Come si fa nelle famiglie quando viene a mancare qualche piattino? Non c'è problema, l'importante è che la festa continua, no? Non si blocca, non siamo sui schifiltosi per dire no, per favore, siamo anche molto, molto spartani, molto sobri anche nella cosa. Quindi devo ringraziare tutti i promotori, ecco, di questa mega torta che il secondo anno viene realizzata, per me il primo anno perché non ho mai visto una cosa di questo genere. Io conosco le tortine, ma le tortone, le mega torte di 450 kg è impossibile, non ho mai vista una cosa di questo genere. Quindi io sono molto grato a quanti hanno promosso
e quando hanno mangiato, perché altrimenti se fosse avuto nessuno e avremmo perduto veramente un'altra occasione. Grazie a tutti.